segnalare se non funziona una lampadina dell'illuminazione pubblica, se c'è un pericolo sulla strada, cioè creare una rete che sul territorio possa essere utile alle amministrazioni comunali per far sì che appunto le cose che non funzionano e che mettono in pericolo la sicurezza, ripeto, a 360 gradi dei nostri cittadini, possano essere ricevute, segnalate attraverso i canali corretti e aiutare appunto a risolvere anche i piccoli problemi che normalmente abbiamo nelle nostre città. E ancora, capire perché le missive della cassetta postale dei vicini non vengono ritirate da tempo. Di più, essere di sostegno alle persone anziane che vivono sole. Soltanto alcuni degli accorgimenti da adottare per controllare il territorio in cui si vive. Comportamenti da seguire con il controllo di vicinato che d'ora in poi, con il progetto di legge regionale 394, vedrà delle linee guida comuni per tutto il territorio veneto, affinché soprattutto ogni prefettura adotti lo stesso protocollo. Quindi creare una norma ombrello che dia un coordinamento, che dia delle linee guida, che dia anche una formazione dove necessario per far sì che questa possibilità di educazione civica, di senso civico dei cittadini possa anche in qualche maniera essere coordinata su tutto il territorio regionale. Quindi fare una cosa che serva ai comuni anche per dare un indirizzo e delle linee appunto ai cittadini che vogliono rendersi utili al proprio territorio. Cittadini a cui non si chiede un atto eroico con interventi in prima persona, bensì di segnalare gli stessi a chi di competenza, ovvero forze dell'ordine e pubblica amministrazione, con i comuni che rimangono tasselli fondamentali della sicurezza, con il primo cittadino che resta interlocutore della sua città o paese con l'organo di governo territoriale. Far sì che ci sia anche un senso civico nei quartieri, nelle vie, per ritornare anche a guardarsi fuori dalle proprie porte, sempre guardando appunto alla sicurezza della propria casa, dei propri cari, dei propri vicini.